L'una è iscritta a parlare l'onorevole Zedda. Ricordo ai colleghi che durante questo primo intervento ci si può iscrivere a parlare. Prego, onorevole Zedda Paolo. Grazie, Presidente. Sa famiglia Gualbu ha deciso di muovere de sabida de vonni ai terras, ai spranus, de Gimebuzzu, prusu de 100 anni fa. Antivinigau is arrespramius che antiposto a parti tra ballenti e anticomporau is terras dei noi accanta, antiposto un allevamento de bestiamini che antisighiu con incuru, antivatto una domo in noi, anche antivigau a bivi in sierru, podorrà insistati in terra sansoru, antisighiu a mantenere rapportus intra sa famiglia e i parenti in fonni, antisighiu a questionare su fonnesu, mello dei sfonnesus in noi in Gimebuzzu. Anti dedicau generazioni a queste attività. Funt arribaus a sa fine del 1800, 150 anni fa, e poi 4, 5, 6 generazioni antisighiu a curai con tutta sa stima che tenianta e con tutta sforza questo che è una pruso di un traballo, che è pruso di un imprego, che è pruso di una maniera di sostenere, è una filosofia di vita, è sa volontà di affermare sul rapporto entre uomini e naturaleza, entre una programmazione plurigenerazionale, una pianificazione del suo tempus benitori e della fortuna e della speranza dei figli. Sul rapporto inter sa famiglia di Gualbu e sa terra di noi è un rapporto pruso che umano, quasi sacro. Beh, tutto questo progetto, tutta questa dedizione, tutta questa volontà che hanno contribuito a costruire questo progetto, teniti la possibilità di sparessi, di andare a terra, di essere distrutta per opera e per mano di una società che tiene sedi in Bow Street in London. È possibile tutto questo? Quali punti sa regioni? Sa lei forse se è stata fatti di questa società inglese? A me mi pare proprio che no. A me mi pare proprio che no. S'assessorato regionale a sa difesa dell'ambiente a Nau in su 2015 che non si può fare, torrendo vari negativi. Sul Ministero poi beni e attività culturali a Nau che no, su 13 del mese del 2014. Il Consiglio Comunale di Gimebuzzu e dei comuni che punti interessati a questo progetto, antinau che no, in maniera clara. Il Leisi, l'articolo 13 della legge regionale 4 del 2009, narra che no. L'articolo 12 della legge del 21, numero 21 del 2011, articolo 13, narra che no. Sul piano paesaggistico regionale, le aree indicate nel suo progetto fonti dei imperai per un utilizzo agroforestale e agricolo. Narra che no. Ancora, sul diritto a sa proprietà, nara che no, poi che in meriti non punti di accordo. Ma intanto su i taecchi di spermittidi, di sculai, i spiano su chi vuole 5 generazioni di squalbus antifatto. Beh, è una clausola che si chiama clausola di interesse nazionale, clausola di supremazia. E sta nai, su governo, appettighendi e passando in conca a tutto questo sparrisi, nella che c'è un interesse superiore che nella che questo progetto di vita e di prospettiva del quale deve essere scullato, deve sparessi e che non funti di accordi sul terreno deve essere espropriato. Ma voi c'è ancora una prospettiva di sviluppo per la Sardegna e poi Sardo? Da un no. Sul progetto del solare termodinamico è un progetto che non ha realizzato nessuna nazione in Europa. Poi che in Europa non funziona, poi che l'insolazione della Sardegna, che è del 1900 kWh per metro quadro, è troppo bassa. Deve essere su manco del 2000. È un progetto che funziona da EIA, in Africa però.
non in Sardegna. E Portugali non tiene nessuna possibilità di progresso sa Sardegna, poiché in Sardegna non si può fare, e nessuna possibilità di progresso in Sardus, poiché i Sardus sono fonti di questa società. In Sardus il che domandavo noi domandavo. Questa situazione mi ricorda un pacchetto questa del Renzo e Lucia, no? E del suo matrimonio che si deve fare, poi un diritto sacro, in rispetto di tutto il lesio, umana e divina, e che stati a bloccarla poi Don Rodrigo con suo fratello Attilio gli hanno fatto una scommessa, poi ci guadagna la con soldo. Beh, intanto noi abbiamo voglio che Sardegna e il suo presidente nostro avessero questa figura di Don Abbondio in questa situazione. E in plus domandavo in maniera chiara chi andiri con la Costituzione dei Sardus in manus, ecco, e chi domandiri chi vengano applicati gli articoli che si hanno su poteri di decidere noi dessa sorte dei Sardus. Grazie onorevole Zedda. Ha chiesto la parola l'onorevole Pinna. Rossella.